Le fiamme sono divampate in pochi secondi avvolgendo l'appartamento al quinto piano di via Largo Felice Cavallotto in lungo il centralissimo Viale Italia. Paura all'alba nel cuore di Vittorio Veneto, l'incendio è scoppiato in un'abitazione del condominio Quadrilatero all'ultimo piano. Lo stabile è stato immediatamente evacuato per motivi di sicurezza. A dare l'allarme alcuni vicini che hanno allertato i vigili del fuoco. Sul posto sono arrivate diverse squadre da Treviso, Conegliano e Vittorio Veneto, con una quindicina di uomini che hanno lavorato per diverse ore. La zona è stata transenata per permettere le operazioni di spegnimento del rogo. Sul posto si è portata anche un'ambulanza del SUAME 118 per ogni eventualità, anche se nell'incendio non si sarebbero registrati feriti. Ho sentito solo le sirene, 2 sirene di pompieri che arrivavano circa verso le 6, però si sono fermate qui e poi sempre continuamente un gruppo elettrogeno, una pompa che funzionava finché mi sono alzato verso le 8 e stavano ancora bagnando l'appartamento. In tarda mattinata sono stati fatti rientrare alcuni residenti o lavoratori dei vari uffici. Ci hanno autorizzato il rientro all'interno degli uffici, sì, è tutto quanto disponibile, tutto quanto accessibile, a parte l'ultimo piano. L'appartamento dove è scoppiato l'incendio è inagibile ed è stato chiuso. Il sindaco di Vittorio Veneto, avvertito subito di quanto accaduto, sta attendendo ora le verifiche e gli accertamenti. Speriamo che la cosa possa poi chiudersi velocemente con i lavori di sistemazione dell'immobile. È chiaro che finché non avremo dati ufficiali da parte dei vigili del fuoco restiamo in attesa, sapendo che ovviamente l'appartamento, quello sicuramente sarà inagibile. Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma l'incendio, quasi sicuramente accidentale, si è sviluppato nella camera dell'abitazione dell'anziana che vive da sola, subito accompagnata al sicuro dai vicini che hanno dato poi l'allarme.